Regione Liguria protagonista alla 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Sabato il presidente ha incontrato personalmente Papa Leone XIV al termine della Santa Messa celebrata dal pontefice al porto di Rimini e ha partecipato al suo incontro con i giovani. Particolarmente significativo il passaggio del Santo Padre davanti allo stand della Liguria e il suo sguardo rivolto al Cristo nero di Rapallo, simbolo della tradizione dei crocifissi processionali e del patrimonio di fede, arte e saper fare artigianato della regione. Domenica il presidente Bucci ha partecipato al dibattito dedicato a emergenza abitativa e piano casa. La Liguria ha già raggiunto il 61,31% dell'obiettivo di potenza installata da fonti rinnovabili previsto per il 2026, un percorso sostenuto anche dai nuovi strumenti di programmazione regionale. Dopo l'approvazione del Piano Energetico 2030, entro fine settembre è prevista l'approvazione della legge sulle aree idonee, mentre è in fase di valutazione ambientale e strategica il piano di accelerazione. Regione Liguria punta alla creazione in Val d'Aveto della prima scuola delle professioni di montagna in Italia, un progetto da sviluppare insieme agli ITS per formare giovani con competenze necessarie a lavorare e fare impresa nei territori dell'entroterra. La proposta è stata al centro della visita del presidente Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto la scorsa settimana, dove ha incontrato i sindaci della valle. Nel confronto si è fatto il punto anche sui progetti per infrastrutture, turismo e valorizzazione del patrimonio, con l'obiettivo di individuare le priorità e portare a realizzazione nuovi interventi per i prossimi 2-3 anni. Nuovo riconoscimento internazionale per l'attrattività turistica della Liguria. Forbes dedica spazio alla Riviera Ligure e alle sue eccellenze, raccontandola come destinazione capace di unire mare, paesaggio, ospitalità e una proposta enogastronomica di alto livello. Un'ulteriore vetrina internazionale per la Liguria e un'offerta turistica che trova nell'incontro tra qualità, identità e gastronomia uno dei suoi principali elementi di attrazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.